la sua esistenza nello spazio tridimensionale è un'esistenza complessa. La macchina, questa non è teleguidata, questa c'è nella sua intelligenza artificiale, fa delle cose che normalmente fanno gli uomini. Questo è un esperimento semplicissimo. Gli abbiamo bloccato i giunti della vita, cioè non può fare questo. E questo pupazzetto si dice out of reach, cioè non ci arriva. E siccome non può piegarsi in avanti come farebbe spontaneamente, deve trovare una strategia per arrivarci prendendo un oggetto. E allora lui elabora una strategia di tipo ovviamente sensoriale, innanzitutto deve vedere, capire, riconoscere telemetricamente a spalle, capire quanto è l'asta, prenderla, valutare se ce la può fare adesso e usare il tool, l'oggetto, per avvicinarsi al pupazzetto. Questa è quella di una scimmia forse 20.000 anni fa, non è un granché, però è la sua intelligenza applicata a un proverbio meccanico abbastanza complesso. A un certo punto mette anche a posto, l'abbiamo aggiunto noi per vedere i figli, mette a posto l'oggetto su racket e poi è pronto a prendere il pupazzetto. Ed è un calcolo che non è un'operazione piuttosto faticosa, non è una cosa che fa, cioè se fa questo non fa altro, perché comunque è regolata